In 14 al via il ritiro del numero 12 Orsa Jet, il cambio di ferratura di New York FKS che corre completamente senza ferri, l'allineamento che è perfetto a poco dal lancio, cerca di partire anche Orazio, ha perso un po' l'ala però l'allievo di Totaro, scatta anche Mazinga in corda ma fatalmente viene scavalcato, non parte Luscermo, nella sua scia perde posizioni Marco Aurelio. C'è lotta per il comando, Mister X è stato scavalcato da Lion Bypass anche facilmente. Numero 9, è andato New York FKS squalificato. New York a tabellone, poi è passato di forza Orazio che ha scavalcato anche, anzi c'è Halloween anche. Il lancio in 15 scarsi, si ripropone Lion Bypass che fa la staffetta, terzo in corda è andato Obelix che prova ad andare fuori di Halloween RL, ma adesso Zakane ci ripensa e cerca di andare nuovamente a posteggiare, rimane scoperto Gino numero Papp, 2 seguito da Luscermo che è stato squalificato. Intanto il passaggio in 31,5 al primo quarto di gara, posizioni che a questo punto si assestano 4, 5, 10 sono Lion Bypass, Halloween RL e Obelix NP, poi Mazinga Fest che ha di fuori Gino Papp e ancora 15,6 di frazione, andatura che Gianni Targhetta sta calibrando perfettamente al comando, un po' per non farsi raggiungere da quelli dietro, un po' per tenere qualcosa per il finale. È finito in posizione interna anche Nalf LD nelle posizioni di retroguardia, i primi 800 completati attorno all'1,3 e posizioni che non cambiano, sono quelle, sono cristallizzate. Numero 7 Nalf LD squalificato. Era un po' compresso lo steccato proprio al paletto del chilometro, che se n'è andato attorno al 18 scarsi, questo non cambia appunto lo schema di corsa, muove Lindbergh dalla pancia del gruppo, trova l'anticipo di Obelix, scavalca Gino Papp, cerca di seguirlo Marco Aurelio, poi la terza ruota anche per Madison De Gloria alla retroguardia, si accelera, Lion Bypass in vantaggio, poi una terziglia, Halloween, Obelix e Lindbergh, quindi ancora Mazinga, Fez e Gino Papp, questo gli ultimi 600, con frazione in 15,3 per la penultima curva. Lion Bypass in vantaggio, il più produttivo sembra Lindbergh, viene via anche Halloween dalla corda, c'è richiestissimo al miglio di gara, attorno al 2,5, anche Obelix, è passato intanto Lindbergh, sembra seguirlo Obelix ma è stanco, viene in mezzo alla pista Madison De Gloria che sta scurvando larghissimo ma comunque con azione produttiva cerca di scavalcare Marco Aurelio, Lindbergh in vantaggio, provato ancora in quota Obelix, però si riavvicina Madison De Gloria e anche Marco Aurelio. Nel finale Lindbergh, Madison De Gloria, Obelix NP, Marco Aurelio, Halloween RL, Santa Fe, il sestè della corsa quintè. Il premio letteratura italiana, andiamo ovviamente a rivedere il filmato, le ultime battute, Lindbergh che ha trottato un privatissimo 2,33 per la distanza, ma dobbiamo aspettare ovviamente il cronometrista ufficiale perché non abbiamo i parziali dal tabellone di centrocampo. Lindbergh e Antonio Greppi per i training di Edwin Lagas e la scuderia Biasuzzi. Il secondo di rincorsa lo prende Madison De Gloria che aveva scurvato largo ma aveva guadagnato. Per il terzo stringe i denti e soffre ma rimane in quota Obelix NP davanti a Marco Aurelio, Halloween RL e Santa Fe. Numericamente quindi la combinazione ufficiosa del quintè di oggi dovrebbe essere 15, 13, 10, 8 e 5.